Ciao raga, bentornati nel canale. Oggi niente bici, sono a piedi perché devo staccare un po'. Staccare da cosa? È stata una delle settimane più pazze della mia vita questa. E siamo partiti martedì e siamo andati a Somma Campagna, che ho fatto la prima gara su strada della mia vita. Alla sera direttamente da Somma Campagna siamo andati a Livigno. Martedì sera, mercoledì, giovedì, venerdì mattina ultimo allenamento là. Poi partiti per mezzogiorno e ci siamo trasferiti a Commezzadura per il gran finale di Coppa del Mondo di mountain bike, dove hanno fatto lo short track venerdì sera e il 4Cross, che però purtroppo a causa di un incidente è stato posticipato al sabato. E sabato abbiamo fatto allenamento e abbiamo avuto la possibilità di girare su un percorso di Coppa del Mondo. È stata un'emozione incredibile. Veramente una figata. Poi la sera 4Cross e domenica 4 gare di fila, una dietro l'altra, e under 23 maschi e femmine e elite maschi e femmine, cross country, pazzesco. Ora basta chiacchiere, vi lascio i video del weekend. Chiaramente non si capirà tutto bene, ma spero che comunque possiate apprezzare. Ho voluto comunque godermi il weekend e non stare sempre con la telecamera in mano. Intanto voglio ringraziare tantissimo gli atleti che si sono messi a disposizione del pubblico per fare foto, autografi, e soprattutto anche a Kerschbaumer, che ha fatto la sua ultima corsa in mountain bike con la maglia di campione italiano e è stato incitato in particolar modo con motoseghe, fumogeni. È stato veramente bellissimo. E a fine gara sono riuscito anche a farmi dare il suo pettorale, che conserverò con cura, autografato. È stato veramente molto molto bello. Ora basta chiacchiere, passiamo ai video. Nobody puts cake in. They start within the next 15 seconds. Ladies, watch the lights. Ale Greta, op, op, op. Ale Martina. Luana Leconte davanti con il caschetto di colore verde e celeste, e poi dietro di lei lancia la volata Pauline Ferrand-Prévot. Pauline Ferrand-Prévot, the mirage going to the inside corner. There, watch out, you don't want to get into it. It is the cone, Ferrand-Prévot, and it's going to be Pauline Ferrand-Prévot. Luana Leconte, and for third place, for la troisième place, it's going to be Ma che spettacolo è stato! Pauline Ferrand-Prévot vince su Luana Leconte, terza Alexandra Keller, quarta Yolanda Neff. Facciamo un applauso pubblico a queste fantastiche atlete, ed ecco una bandiera stelle e strisce. E bel finale quello di Kate Coney in posizione 5, sesta una grande, fantastica Martina Berta, Italia. Che roba raga, ha finito lo short track femminile, ha vinto la Prévot. Pazzesco, non avevo mai visto lo short track, molto molto bello. Uno spettacolo incredibile. Adesso tra qualche minuto ci sono gli uomini e sarà tutta un'altra cosa.
Gentlemen, a start in the next 15 seconds. Watch the lights. La finale. A cui potremmo fare un applauso qui dal parterre per le emozioni, ma andiamo al passaggio. Arrêtez toi! Arrêtez toi! Allez Luca! Allez Luca! Ma già in questo momento il gruppo molto bene di Corporetti che è un gioco finale di stagione performante. Otto Clemens che l'anno scorso ha fatto una buona parte del stagione mondiale. Anche l'anno scorsa ha giocato il titolo con San Vecchio che l'ha visto all'ultimo rodame, ma quello che mi sta facendo. Ragazzi, incredibile, un'esperienza stupenda ogni volta. Adesso ci sono le premiazioni, ma bellissimo, bellissimo. Peccato che durino così poco queste cose. Domani giriamo in bici qua noi e domenica ci sono le gare di cross country, che là sarà spettacolo puro perché ci si gioca la Coppa del Mondo. Quindi tanta roba e ci vediamo domani. Second place from the Republic of South Africa, riding for Canada Factory Racing, Alan Hatherley. And your winner today, de la France for BNC Mountain Bike Racing. Questi nuovi. Ale Sara, hop hop hop. Dai Sara, ale, hop hop hop, ale, ale, ale. Gentlemen, a start within the next 15 seconds. Watch the lights. Ale Simone, ale, ale.
la finale di Coppa del Mondo Donne Elite. Ale, 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 Ale! Oh! Ale, hop! Signore e signori, è arrivato il momento della premiazione ufficiale della classifica finale overall cross country olimpico, categoria uomini elite per la Coppa del Mondo in Val di Sole. In third place from Italy, riding for Santa Cruz FSA Mountain Bike Pro Team. E al terzo posto dall'Italia, difende i colori di Santa Cruz FSA MTB Team, Luca. Signore e signori, a vincere la classifica generale finale di Coppa del Mondo per Scott SRAM MTB Racing Team dalla Svizzera. Per Scott SRAM Mountain Bike Racing Team, it is Nino Schurter! Ladies and gentlemen, Nino Schurter! Raga, questo video è arrivato alla conclusione, siamo tornati a casa nel frattempo per qualche giorno, perché poi ci sarà subito un'altra bella carrellata di gare, quindi si riparte. E niente, dai, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così iscrivetevi al canale e lasciate un mi piace. Grazie anche a tutte le persone che mi hanno fermato e mi hanno salutato, insomma mi fate sempre capire che apprezzate quello che faccio e quindi veramente grazie. Questa è la benzina di questo lavoro, il vostro apprezzamento. Grazie mille ragazzi, ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao!